Massimo Colombani è qui, duplice veste, quella di padrone di casa di questa magnifica struttura. Tra l'altro colgo l'occasione anche a nome degli organizzatori di Comodamente di ringraziarlo per la collaborazione che unitamente a quella dell'amministrazione provinciale di Treviso ha permesso di realizzare qui questo forum, e gli cedo la parola così un po' sottolineando quasi un contrasto dialettico, tra virgolette, la parola contrasto la uso sicuramente, tra un sito così ricco di storia in cui c'è il respiro dei secoli e il tema di oggi, che invece è un tema tutto giocato sull'innovazione, ma lui nelle sue attività, anche se ci conosciamo da pochi minuti, è sicuramente persona che ha già saputo sintetizzare queste due dimensioni della storicità e dell'antichità con la modernità. A lui la parola, prego. Ma intanto c'è la voce, sì. Le slide funzionano benissimo. E volevo intanto dire che siamo di fronte a due amministratori della cosa pubblica, vicepresidente della provincia di Treviso e anche assessore al turismo, che ha dimostrato una capacità innovativa notevole, poi vi dico perché, e il direttore Martini del Consorzio di Promozione Turistica. Ci sono questi due enti a livello provinciale, c'è la Regione, logicamente con il suo portale, con le sue azioni, però gran parte delle azioni vengono demandate ai consorzi di promozione locale. Io qui rappresento il metadistretto. Cos'è il metadistretto? Sono 800 aziende digital mediale, di cui 300 e rotti operano nel turismo, poi vedremo anche perché è importante questi due settori. Io sono stato, diciamo, il precursore, se vogliamo così dire, del metadistretto turistico, anche che accorpa 1500 imprese, proprio perché queste due cose sono intimamente legate e il convegno stesso mi sembra che dice questo. Io partirei da una slide che vi fa capire un po' come sta girando il mondo dell'economia, il prodotto interno lordo. Abbiamo l'Asia con l'Australia che passa dal 36 al 50% entro 10 anni, quindi una fetta importante della ricchezza mondiale si sta spostando lì, si è già in parte spostata. Abbiamo le Americhe, diciamo, perché il Brasile, non dimentichiamo, che sta marciando a tassi di crescita importanti, molto più importanti che il Nord America, che passerà dal 30 al 28%, cioè le Americhe perderanno un 2%, diventeranno un 2% più poveri sostanzialmente. L'Europa, includendo l'Africa, perché abbiamo visto il Sudafrica non è un paese da sottovalutare, altri paesi come la Libia, eccetera, che si stanno velocemente modernizzando, passerà dal 34% della ricchezza mondiale al 22%, che vuol dire un meno 12%. Se prendiamo l'Italia, questi sono dati Fondo Monetario Internazionale, in 30 anni, ma soprattutto negli ultimi 15, abbiamo perso un 15% del prodotto interno lordo rispetto al mondo, cioè la quota nostra rispetto al mondo è un 15% inferiore. Vuol dire che siamo diventati il 15% più poveri. Se guardiamo il turismo, quindi non faccio lezioni di economia, però se non partiamo dai macro numeri non capiamo in che posizione siamo. Nel 1970 l'Italia era al primo posto nel mondo come turismo, oggi siamo al quinto e stiamo purtroppo scivolando al sesto o settimo. Queste sono le previsioni nei prossimi 3 o 4 anni. Lei è direttore del Touring Club, quindi mi può confermare se questi dati e queste proiezioni sono giuste. Dal 13% del 1970 di quota, cioè ogni 100 turisti 13 venivano in Italia, oggi siamo a 4, forse a meno di 4, qualcuno stima che a fine anno, un altro anno, siamo già a 3,8-3,9. Quindi abbiamo l'Italia, diciamo, cresciuto negli ultimi 30 anni un 2,5% di media, mentre il mondo è cresciuto di un 4%. Quindi cosa vuol dire? Che noi o cresciamo come cresce la media o diventiamo più poveri. E il turismo purtroppo è questo esempio. La Spagna, la Grecia, la quota del turismo pesa per il 12%, in Italia qualcuno dice il 10%, qualcuno il 12%, comunque con l'indotto siamo intorno al 12%, io avevo partecipato al famoso progetto Italia.it, anche lì le statistiche, i numeri sono abbastanza, dipende da come vengono presi e interpretati. La Francia ha il 15%, l'Italia quindi ha meno, ma tenete presente che se andiamo indietro di 5 o 10 anni noi eravamo ben più in testa. Quindi l'Italia non ha saputo mantenere la competitività. Se noi guardiamo, questa è l'Organizzazione Mondiale del Turismo, quali sono le voci che nel mondo vengono commercializzate?
e uno pensa che il turismo non esista, o il digital mediale ma sarà un 3%, in realtà l'Italia esporta un 3% del totale di digital mediale. In realtà la prima voce al mondo del commercio mondiale è il digital mediale, viene ben prima della chimica, delle automobili, della meccanica, dei prodotti energetici, quindi l'export di petrolio è molto inferiore, così come viene prima del tessile e abbigliamento, degli alimentari. Sul 50% della quota mondiale dello scambio commerciale mondiale, il digital mediale insieme al turismo pesa per un terzo, pesa per un 18%. Quindi è il primo settore, è dominante nel mondo. Noi in Italia siamo seduti su un patrimonio di turismo, un patrimonio di creatività e imprenditorialità. La permastelisa che io ho creata, la testa di ponte italiana era sempre la più veloce, era sempre la più intraprendente, era la più elevata come capacità produttiva, quindi vuol dire che abbiamo, diciamo così, i genomi, abbiamo la popolazione, abbiamo la ricchezza per poter sfruttare. Questa è una tabella che ho preso, Università Mercatorum, è Unioncamere Nazionale, presentata un anno fa. Vediamo che nel mondo il turismo pesa per il 10% del PIL, è la prima impresa. Vediamo dal 1950, dove viaggiavano solo 25 milioni, nel 2007 erano già quasi 1 miliardo, oggi abbiamo superato il miliardo. Marco, mi confermi questo? Sì, assolutamente, perché purtroppo le statistiche sono sempre indietro di 1 o 2 anni. Le statistiche ci dicono quello che è successo. L'Italia è scesa dal quinto posto, quindi al quinto posto, noi diciamo le presenze abbiamo perso un 6%, questo si riferisce alla quota del 2008-2009, sono presentazioni di fine l'altro anno. Quest'anno mi sembra che abbiamo recuperato un 3%, mi sembra, Floriano, forse a livello nazionale, si spera. Vuol dire che abbiamo recuperato solo la metà di quello che abbiamo perso l'altro anno. Però in realtà cosa ha fatto il resto del mondo? È cresciuto del 5%. Viaggia tra il 5 e il 6%, cioè quel 4% che vi ho detto prima. Cioè dobbiamo essere coscienti di questo, perché io credo che siamo di fronte a un'emergenza. La prima impresa nazionale deve recuperare il tempo perduto. I motivi che l'Unioncamere dice, insufficiente programmazione nazionale nel turismo, diciamo, la chiamerei messa in rete se vogliamo volgarizzare. Frammentazione dell'offerta, proprio perché non è in rete, è frammentata, cioè noi subiamo che cosa? Castelbrando è una destinazione, vi dico già io, no pur facendo 200.000 visitatori all'anno, perché per essere una destinazione bisogna fare milioni e milioni di presenze. Venezia è una destinazione, Firenze, New York, Singapore, Londra. Quindi noi, la provincia di Treviso, la scommessa che con molta modestia il vicepresidente non ha detto, è in realtà che fra poche settimane, credo, no, aprirà questo portale che il Meta Distretto ha fatto per tutto. Non è fatto proprio al 100% con le ultimissime tecnologie, perché ci sono le norme e le leggi che non si possono, purtroppo abbiamo un'Italia estremamente burocratica, scusatemi, non si possono applicare le migliori tecnologie perché la legge te lo proibisce, scusatemi, sembra quasi un controsenso, ma l'Italia è ingessata da una burocrazia e da una miriade di leggi e di regole che sono veramente ridicole, e questo è un settore, purtroppo il turismo, l'imprenditore come siamo anche noi qui, non possiamo fare niente, la destinazione la dobbiamo fare insieme con la provincia, con il consorzio. Questo è dove va il turismo in Veneto. Il Veneto è la prima regione italiana come turismo, con 62 milioni di presenze, quindi di notte dormite, ma vedete che vanno sulle spiagge a Venezia, vanno sul lago di Garda, vanno a Verona, poi un po' Padova, le terme, un po' nei monti, e tutto il resto è praticamente quasi non visitato, perché in realtà questi poli attraggono. Questa è una scommessa da giocare. Che cosa potremmo inventare o fare per fare destinazione? Se si va a chiedere a 10.000 turisti che cosa ricordano dell'Italia, al quinto o al sesto posto sono le ville e i castelli, per esempio. Quindi le ville venete, che sono quei punti rossi, scusatemi, quei punti rossi che vedete in questa carta, potrebbero essere uno dei motivi. Quindi già un altro motivo, l'alta via europea che praticamente collega dai Pirenei fino in Ungheria praticamente, e che diciamo su un lato ha sempre le pianure, sull'altro le montagne, potrebbe essere un motivo.
butto là la Claudia Augusta, che è un'antica strada di 2000 anni, che in Germania, voi conoscete tutti, credo, la Romantikstraße, che fa 30 milioni di visitatori. Bene, la Romantikstraße, dove finisce, incomincia la via Claudia Augusta, che fa già milioni di visitatori. In Italia l'hanno fatto i nostri avi, 2000 anni fa, l'imperatore Claudio Augusto, lì fanno le feste addirittura con i costumi romani, hanno i musei romani, e noi ci stiamo dimenticando di queste preziosità, perché siamo talmente pieni. Come il Delta del Po è stato fatto un programma, un progetto, e piano piano il Delta del Po è diventato una micro destinazione. Mi risulta che facciano qualche milione forse di turisti. Quindi c'è anche un progetto Ville d'Italia, proprio perché quando si fa un brand dobbiamo portare questo brand a quel miliardo di visitatori. In realtà dobbiamo colpire i 2 miliardi che viaggiano su internet, e quindi non basta una dimensione piccola, quindi bisogna avere un brand nazionale. Quindi è stata fatta un'associazione che mette insieme le 19 associazioni di ville e castelli italiane. Questo è Commissione Europea del Turismo, recentissima, sulle scelte turistiche, viaggi e turismo, il 72,2%, queste sono le ultimissime, decide via internet. Un altro 20% circa decide per il passaparola, e quindi il passaparola, tenete presente, in mezzo a quel passaparola c'è in realtà un'informativa via TripAdvisor, via tutta una serie di influenze del web. Quindi il web determina oggi l'80% di dove va il turista. Noi dovremmo, secondo me, recuperare questo tempo. Il gap enorme è qui, e quindi il motivo per cui il metadistretto, diciamo. Vediamo quali sono gli standard. Il Sudafrica, per esempio, così come la Svezia, eccetera, hanno dei portali che viaggiano per mappe. Se voi Visit Sweden o Visit Sudafrica ci entrate dentro, viaggiano per mappe, trovano tutti i punti, i POI sarebbero point of interest, i punti di interesse. Tutti i POI, perché d'ora in avanti diciamolo così, sono assolutamente visibili in mappa, e quindi un turista che dice io cerco gli hotel, oppure cerco i musei, oppure vado a fare, non lo so, arrampicate, mi piace un certo tipo di sport, oppure il percorso gourmet dell'enogastronomia, trova tutti questi punti sempre viaggiando per mappe. Logicamente ogni punto di interesse deve essere esploso non solo in 2D, ormai il 2D non è più sufficiente, perché il cliente vuole vedere cosa si vede dalla strada, e Google sta già arrivando non solo al 2D, praticamente tutte le foto che uno cammina per la strada con Google, abbiamo il 3D addirittura nelle immagini di Google. Quindi non avere questi strumenti all'interno del punto di interesse diventa già un handicap. Poi il booking online, tutti i punti devono essere il booking online, e qui c'è purtroppo un gap, diciamo così, sia di strumenti sia soprattutto di operatori che non sono aggiornati. Così come il carrello per il dynamic packaging. Via web uno è come andarsi al supermercato, carica nel carrello una cosa, l'altra e st'altra, vede il totale, vede quanti giorni ci vogliono, carica, tira via, rimette, eccetera, alla fine prenota e parte, non ha più bisogno dell'agenzia. In realtà il cliente, molti di quei 72% che voi vedete, si informa su internet, poi magari usa l'agenzia per farsi fare il biglietto, però comunque la scelta l'ha fatta attraverso internet. Navigazione oggi non basta navigazione via computer, ci sono i mobile, o quelli che vengono chiamati gli smartphone, che non è solo l'iPhone ma tutti ormai i telefoni. Credo che in un anno avremo il 70-80% delle persone che hanno smartphone. Cosa significa? Che uno naviga e quindi deve poter vedere le stesse cose anche nell'iPhone o nel piccolo telefonino. Guardate che i portali vanno predisposti per questo, non è che uno naviga sul web con la pagina come la vedesse sul computer, sul suo iPhone, perché no, sarebbe troppo piccola e impraticabile. Call center, questa è un'altra delle cose che una parte di quel 73% che sceglie poi chiama al telefono e vuole prenotare telefonicamente perché non si fida di dare la carta di credito. Quindi vediamo dalla Svizzera alla Thailandia, tutti i portali hanno il call center, così come il Tirolo, eccetera. Poi
una serie di informazioni ulteriori sono tutte le news, tutte le offerte, tutti i pacchetti aggiornatissimi che ognuno mette, naturalmente con foto, video, mess up. Cos'è il mess up? Vuol dire bottiglia, questa è la traduzione di questa parola. In realtà se uno la scrive mess up vuol dire rete elevata, la messa in rete elevata. Oggi il web è pieno di informazioni. Qualcuno di voi, cosa vi fa Google? Google, quando voi gli fate una domanda, va a cercarsi la risposta e ve la mette sulla prima pagina. Ecco, ci sono una serie di portali che stanno arrivando nel turismo. Quando voi cercate un posto, vi dà tutte le informazioni che ci sono nel web a livello di se uno si è trovato bene o male, che cosa hanno scritto, quali sono le foto, quali sono i video, quali sono gli avvenimenti avvenuti. Andate a vedere il parere, perché molte di queste informazioni sono sotto forma di blog e quindi che la gente può scrivere. Un esempio è questo qui che vedete, Staycom, è stato premiato dal Times come il miglior portale turistico di Messup. Qui uno sceglie, qui l'esempio di Roma, sceglie l'hotel, il ristorante, sceglie qualsiasi cosa, lo mette nel carrello, gli danno la mappa, gli preparano tutto raccontato già nella lingua che vuole. Cioè, questa è un'evoluzione. Se noi non stiamo attenti saremo colonizzati. Questo è un portale norvegese. Un portale norvegese che sta mettendo in rete l'Italia, perché il turista viene anche in Italia. Se non ci muoviamo come operatori e diciamo amministratori del territorio, rischiamo di trovarci anche in questo campo colonizzati. Qui abbiamo il MICE sarebbe il Meeting Incentive Congress and Exhibition, ma in realtà sono la congressistica. Il 15% dei turisti viene per lavoro, viene per fare meeting, congressi o visitare un'azienda, però questi spendono normalmente il doppio, quindi il 30% del fatturato turistico proviene dal business. Anche qui bisognerebbe avere sempre in rete, un turista si trova a Miane, per dire, non sa dov'è Cison e quindi georeferenziati i punti, lui chiede cosa sta avvenendo a 10 km intorno in maniera che possa prendere la macchina senza perdere ore e andarmi a vedere una manifestazione, un evento musicale oppure una fiera. E quindi anche questo portale è in parte dentro su quello che aprirà Treviso fra pochissimo. Poi c'è l'area social. L'area social sta scardinando proprio i vecchi metodi. Basta, tutti voi credo conoscete, se non lo fate direttamente i vostri figli, i nipoti, usano Facebook, ma Facebook è uno dei 24 praticamente social network, perché c'è Flickr per le foto, c'è YouTube per i video, ma c'è anche Vimeo per i video, quindi sono una trentina che se uno riesce veramente, gli operatori e quindi anche la provincia e anche il consorzio, ad usare bene questi strumenti, tipo il convegno di oggi, in parte è stato gestito attraverso social web, quindi credo che qualcuno di voi ha avuto queste informazioni da Facebook o da altro, vi è arrivata comunque un'email, ma l'email è un risultato dell'azione attraverso i social web. Quindi però, logicamente un cliente ormai è abituato, per avere certe informazioni, dà dei dati, e quei dati sono una profilazione dei clienti, sono un tesoro, sono un data bank per mandargli il buon compleanno quando compi gli anni, eccetera. I pacchetti logicamente devono essere predisposti per famiglia, per gli sposi, per gli itinerari culturali, così come per lo sportivo o per quello che è appassionato di enogastronomia. E quindi senza dimenticare poi il green label, come dicono, cioè il marchio verde, nel senso la certificazione ambientale, e la possibilità di portare il pet friendly, che vuol dire portarsi il gatto o il cane. Purtroppo c'è una percentuale di gente che viaggia col cane. Così come lo shopping, i prodotti tipici, le ricette, le cantine, e quindi quando un turista arriva potrebbe andarsene via con una bottiglia di prosecco o con se c'è la stagione, con il radicchio di Treviso. Queste sono le cose che un portale oggi moderno potrebbe avere. Visit Treviso, il 90% di queste cose ce le ha, speriamo che velocemente apra e che poi vengano investiti un po' più risorse in questi strumenti, eccetera. Questa è l'ultima tabella e ho finito. Possiamo annunciare che entro il mese di settembre apre. Ah, bene, questa è una bella notizia. Non so se si è sentito. Questa è una news, entro settembre apre il portale visittreviso.it
quindi visitare Treviso è rivolto logicamente più al cliente fuori dalla provincia che non al cliente della provincia, che già conosce magari tutte le cose, per questo il nome Visit Treviso, perché ormai nel mondo Visit Europe, Visit Norway, eccetera. E quindi Treviso diventerà il nostro marchio per tutti, quindi è vero che esiste Cison come esiste Vittorio Veneto, come esistono, però bisogna che prima usiamo il marchio Treviso, come Sud Tirol usano il marchio Sud Tirol e fanno 20 volte, diciamo, più turisti, perché sono vicini anche alla Germania di quello che facciamo noi. È 30 anni però che fanno questa. Qui questa è una tabella fatta da 20 più grossi 20 esperti nazionali e 20 internazionali, dove fa capire le azioni da fare nel turismo per infrastrutturare e far diventare un'area destinazione. Per prima cosa bisogna mettere in rete, poi bisogna creare la logistica. Se il cliente dall'estero arriva e non trova il traduttore in lingua per quando deve fare un viaggio, o non trova l'esercente che parla almeno 2 parole di inglese e di tedesco, perché di questo si tratta, non diamo praticamente l'infrastruttura perché il turista si trovi bene e poi ritorni. Come ultima, quindi, la prima azione è un'azione di messa in rete, la seconda azione è di destination management, cioè va organizzata in maniera logistica la destinazione. L'ultima azione è quella della pubblicità, perché se noi abbiamo un prodotto ma non abbiamo ancora organizzato né il packaging né come distribuirlo, sarebbe assurdo che andessimo a fare pubblicità al prodotto. E quindi dobbiamo concentrarci nei punti 1 e 2 per poi logicamente usare il punto 3 come marketing e come distribuzione, quindi come comunicazione verso l'esterno. Grazie. Grazie a Colomba.